Seconda parte di Venezia 2026, Venezia al voto, con il candidato Michele Boldrin. Allora, quale scelta difficile o impopolare sarebbe disposto a prendere per la città di Venezia? Sì, bisogna prenderne un paio. In realtà saranno impopolari all'inizio e poi di nuovo nell'arco di un anno o due le persone si renderanno conto che possiamo fare bene. Una delle cose che occorre fare è fare il controllo appunto del flusso. Come lo facciamo? Il comune può fare una ZTL, grande quanto? Grande quanto il comune. Dica, e adesso come me muovo? Bene, i residenti, le persone che lavorano, i camioncini, i furgoncini, gli daremo gli orari e le possibilità di entrata adeguate, cercando anche di decongestionare un po' Mestre. Tra l'altro il problema è che tanti si sono posti, nessuno ha affrontato. Mestre va decongestionata. Ovviamente questo va fatto a rate, però questo all'inizio sembrerà fastidioso e quindi impopolare. Va fatto a rate, occorre costruire parcheggi veri, di quelli dove le metti su le macchine, ai bordi della città, dai quali fai partire pulmini, possibilmente elettrici, frequenti, quindi non necessariamente grandi, ma anche più piccoli che si muovono più agevolmente, che ti permettono di portare le persone ovunque. Perché? Perché un'altra cosa che Mestre ha, essendoci cresciuto, lo so, da quando prendevo l'autobus, il 9, questo, gli amici a Chirigliago, Mestre è l'aggregarsi di piccoli centri e non è circolare tutti in centro, no, c'è anche, e quindi occorre fare, cosa che non hanno fatto per i tagli e anche per la poca perizia, occorre costruire un sistema di trasporti pubblici che permetta a chi sta a Campalto, per dire, andare a Chirignago, a chi sta a Carpenere di andare alle Catene, senza necessariamente dover fare 3 cambi. Questo è un investimento. E come li si finanziano queste cose? Nei parcheggi che ho in mente della ZTL, il pullman si ferma e a seconda del giorno che sia, il signor pullman che ha 50 turisti a bordo mi paga o 30 a testa o 40 a testa. E se è un giorno importante che la città si sta riempendo, il biglietto quel giorno costerà 100. Voi direte, ma questo ammazza il turismo? No, tranquilli. Lo si farà progressivamente, lo si farà testando, come si fa nelle aziende serie, come fanno le compagnie di aerotrasporto, di aviazione, come fanno quelli che ti vendono le crociere, come fanno quelli che ti vendono i concerti. C'è la possibilità di farlo. Questo mi rendo conto che all'inizio possa essere un po' impopolare, darà grandi frutti. Lo stesso faremo appunto con il porto, lo stesso faremo con l'aeroporto e specialmente con le imbarcazioni grandi o piccole che nella fase estiva arrivano dal litorale, attraccano e scaricano. Occorre regolare questa cosa. Una trattativa più complicata sarà quella con le Ferrovie dello Stato, ma occorre utilizzare sistemi simili utilizzando strumenti elettronici anche per l'arrivo di persone attraverso i treni sia a Mestre che a Santa Lucia. Come pensa di reperire le risorse per realizzare il suo programma? Allora, qua ci sono 2 aspetti, anzi 3. Guardi, uno l'ho appena detto. La mia stima, e su questo devo dire il lavoro, non so se nominarlo, ma sì, del gruppo I Futuri, coordinato da Alessio Vianelli, ma con Franco Migliorini e tante altre persone, è stato utilissimo, è orrendo, io trovo. Ed è la prova del fatto che le 2 grandi coalizioni non hanno nessuna intenzione di fare il bene di Venezia, non hanno nessuna intenzione di cambiare niente, che abbiano completamente ignorato questo gruppo di cittadini, di studiosi, di veneziani, di mestrini che ci hanno lavorato per anni cercando di capire come riuscire a trasformare il turismo e la fama di Venezia in una risorsa e non in una maledizione per tanti di noi, perché poi sì, è una benedizione per alcuni, ma purtroppo per tanti altri è una maledizione e genera questa fuga tremenda che abbiamo. Vi voglio ricordare, davvero, bisogna fissarsi su quanto drammatica la questione sia. Venezia ha perso, il comune di Venezia ha perso 1/3 degli abitanti da quando io vivevo qua. Se l'Italia avesse avuto la stessa fuga, l'Italia oggi sarebbe un paese di 42 milioni di persone invece di 59. Ecco, questo dovrebbe dare l'idea di quanto drammatica la situazione sia. E la quantità di giovani qualificati che rimangono in città è ancora più bassa del nazionale. Ecco, quindi abbiamo davanti una situazione drammatica. Il turismo quindi va usato in modo intelligente. Da lì vengono delle risorse, le stime sono 100, 200, ma anche 300, 400 milioni di euro all'anno che questa cosa può generare. La seconda fonte cruciale, ed è per questo che abbiamo proposto il Venice Investment Fund, l'Advisory Board internazionale e così via, una serie di
strutture ben pensate per far funzionare il progetto di crescita, e per quello faccio il riferimento simbolico al modello Abu Dhabi, e non perché voglia costruire i grattacieli di Abu Dhabi, quelli non è il caso, non c'è bisogno, in laguna non ci stanno, non servono, e far arrivare capitale dall'estero. Anche qui, all'improvviso, vedo che almeno la coalizione di destra ha scoperto che il mondo esiste. Beh, benvenuti, fa piacere che dopo 11 anni, però non sapete come fare. Esistono, attenzione, internazionali enormi a Venezia. Esistono università, centri di ricerca, fondazioni, aziende che installerebbero qui le loro parti direzionali e attività produttive se solo gli si offrisse un progetto di agglomerazione, di utilizzo appropriato della gronda lagunare, della parte appunto Marghera, ma anche dal lato Forte Marghera, San Giuliano, Campalto e così via. Però lo devi fare, devi avere un sindaco imprenditore che sa fare queste cose, parla con queste persone, le porta, le mette assieme e costruisce il progetto. Per cui abbiamo un progetto decennale. Quindi questa è la seconda fonte. La terza è rimodulare l'utilizzo dell'IMU, e qui occorre aprire una trattativa internazionale sulle abitazioni di lusso e far corrispondere l'IMU al valore immobiliare, perché specialmente nella parte delle isole ce n'è parecchio. Spero di essere stato chiaro. Che metodo di governo intende adottare e che tipo di squadra immagina? Allora, la squadra è una squadra qualificata, noi siamo nati su questo, professionisti, dirigenti, artisti, persone che hanno lavorato, o persone che lavorano in fabbrica, persone che hanno lavorato e lavorano e lo hanno fatto bene. Io credo anche che se dovessimo vincere, come spero, se la città ci dà una chance, sarà mio compito far venire a Venezia ad aiutare alti profili internazionali. Grazie a Dio quel tipo di relazioni in questi 50 anni di carriera li ho costruiti. C'è un mondo intero, da Parigi a Londra, da Sydney a Tokyo o a New York, che guarda a Venezia come una città in cui provare a dare qualcosa. Quindi cercheremo in particolare per l'advisory board e per la rappresentazione diplomatica di Venezia nel mondo di far interessare a Venezia grandi personalità italiane e straniere. Come governare? Ecco, questo è importante. Le municipalità credo di conoscere la città abbastanza bene, e credo che occorra costruire un sistema leggermente diverso da quello assembleare. Di nuovo, viviamo in un mondo in cui specialmente le persone più giovani, ma anche quelle della mia età, hanno imparato a utilizzare gli strumenti dell'internet, le app e così via. Ecco, occorre far partecipare le cittadinanze in questa maniera e in maniera seria, in modo da testare continuamente, avere un dialogo continuo su quello che le persone vogliono. A volte la pura assemblea è utile, è un momento di incontro importante, ci sono le municipalità, vanno elette e vanno valorizzate, vanno ascoltati gli eletti, ma l'assemblea di quartiere a volte ci partecipa poca gente e finisce in una lite. Utilizzare invece strumenti di comunicazione, di consenso continuo è molto importante. A proposito di questo, vorrei dire, una delle cose che noi abbiamo messo nel nostro programma, adesso vedo che di nuovo anche questa stanno cominciando a copiarla, è l'utilizzo della Smart Control Room e di una app resa disponibile a tutti i cittadini per cominciare ad affrontare seriamente, quotidianamente, il problema della microcriminalità e del degrado. Anche qua abbiamo un progetto tecnicamente ben fatto, studiato con esperti di microcrimine mondiali e con una serie di italiani, tra l'altro ex ispettori di polizia che si dedicano a questo, che hanno lavorato su questo tema sperimentandolo in varie città. Crediamo che anche questo sia uno strumento di partecipazione vera del cittadino, che comunica direttamente con l'amministrazione comunale attraverso il suo telefonino o computer e ti dice c'è questo che non va, c'è quell'altro che non va. Siamo alla domanda finale di questa intervista. Perché un cittadino dovrebbe scegliere lei e non un altro candidato? Gliela dico brutalmente, perché io le cose le ho fatte e le so fare, ho dimostrato di saperle fare nel mondo e gli altri no. Gli altri hanno dimostrato platealmente, l'amministrazione uscente che si ricandida praticamente per 3/4, di non saper fare, di non voler fare, di buttare i soldi della cittadinanza, di essere distruttiva chiacchierona, di fare grandi promesse e poi realizzare l'assoluto nulla. Quella precedente non dice addirittura niente, vive di rendita, e tanta e tale, è comprensibile l'irritazione di una parte grossa della città nei confronti dell'amministrazione Venturini-Brugnaro, che è il mondo della sinistra più variegata, tra l'altro diviso all'interno, fra gente che non vuol fare niente perché guai avere lo sviluppo economico e altri che vorrebbero provare a sussidiare questo e quello, insomma
una confusione totale, se li ascoltate, vive lì tranquilla, dice io non prometto niente o prometto anzi tutto a tutti senza dire nulla di preciso, tanto mi voteranno perché sono arrabbiati. Ecco, noi ci proponiamo proprio in alternativa a questa maniera di fare politica e di gestire. Non si gestisce a promesse finte quando si è fallito e non si gestisce la città semplicemente, come dire, assorbendo la rabbia. Occorre un progetto. Il progetto, credo di averlo mostrato. Noi abbiamo un progetto di una Venezia fra 10-15 anni che cresce, che ha 300, 320.000, 350.000. Venezia è una città che può crescere e dà lo spazio abitativo. Nel centro storico una volta ci stavano anche tranquillamente 130.000 persone, oggi ce ne sono 30-40.000. L'area Maestrina Mestre può essere rifatta a Isabella, spostando parti, ricostruendo parti, investendo. E le persone che sono qua possono anche guardare a un futuro con gioia, con speranza. Quindi noi ci proponiamo come un vero punto di rottura. Un punto di rottura, un punto di cambiamento, di internazionalizzazione della città grazie ai suoi figli migliori. Ci sono tanti amici, io ho un grande numero di amici, sia del liceo che dell'università, che se ne sono andati infatti, perché il malgoverno locale gli impediva di fiorire, di realizzarsi, e i loro figli pure. Bene, credo che quelle persone sarebbero disposte a tornare, a venire con altri e a rifare una Venezia, una Mestre più giovani, più dinamiche. Per questo ci proponiamo, perché il progetto ce l'abbiamo, perché abbiamo imparato lavorando che si possono fare le cose, basta crederci, io spero che i cittadini ci credano. Certo è una scommessa, tant'è che noi abbiamo lavorato un programma che non solo fino al 2031, ma anche fino al 2036, che vi invito a leggere, lo trovate nella nostra pagina web, ed è un programma esplicito che dice che nel 2036 si saranno fatte le modifiche essenziali e poi ci sarà il decollo vero, perché per cambiare un declino che dura 50 anni ci vogliono un po' di anni, ci vuole un po' di lavoro, ci vuole un po' di fiducia. Grazie, spero votiate per Michele Boldrin sindaco. Ringrazio il candidato sindaco Michele Boldrin della lista Ora il coraggio dell'ovvio. Questa era Venezia 2026, Venezia al voto. Tutte le interviste sono disponibili su Televenezia.